Noi abbiamo attualmente 8 ospiti che sono isolati nel nucleo Covid e abbiamo 3 operatori che sono in isolamento domiciliare. Il primo caso è venuto fuori venerdì sera. Oltre 230 tamponi effettuati, una task force messa in piedi in meno di 24 ore senza precedenti, il conto finale di 6 ospiti positivi e 2 operatori positivi, tutti asintomatici. Il Bombozzolla di Farà di Soligo è stato completamente blindato. Le visite agli ospiti non sono più possibili, mentre sono state riattivate le videochiamate per i contatti con i familiari, bloccati gli ingressi per i nuovi ospiti. La struttura attualmente è completamente blindata sia internamente sia esternamente, in quanto abbiamo sospeso qualsiasi visita da parte dei familiari. Covid-free nelle fasi 1 e 2, il Bombonzolla nel pieno dell'emergenza è uno dei 3 focolai attenzionati dall'ULSS. Tamponi sono stati effettuati anche nelle altre strutture dirette dal dottor Frezza, Casa Marani, nelle 3 sedi a Villa Fiorita di Cornuda, ma tutti hanno dato esito negativo. Credo che per tutti sia stato un momento difficile e quindi ritengo che un plauso vada fatto a tutti quei professionisti che avendo pure una famiglia a casa si sono dedicati alla cura dei nostri anziani in questo periodo di Covid, e quindi a loro secondo me va un plauso a 360 gradi, a prescindere da strutture che sono rimaste Covid free o strutture che invece hanno avuto casi di Covid, ricordando che il Covid è un virus e quindi non è volontà di nessuno farlo entrare.